Si è a lungo discusso fra gli studiosi circa la natura dei reali rapporti fra Federico II, lo stupor mundi, e Ezzelino da Romano, il tiranno e signore della Marca trevigiana. C'è chi ha voluto cogliere alcune consonanze anche di carattere psicologico, ad esempio una certa inclinazione verso l'astrologia, un'attitudine autocratica nei comportamenti, un amore per il libero pensiero e la laicità. Ma al di là di questi tratti per così dire psicologici, l'intesa fra i due si colloca essenzialmente a livello politico. Federico II, che in altre zone della Lombardia poté trovare essenzialmente l'appoggio di isolati gruppi feudali o di singole città, si pensi a Cremona, la grande base dei fondamentalisti ghibellini del tempo, trovò qui nelle regioni venete il capo di uno schieramento già belle costituito, filo imperiale si capisce, che andava dal Mincio al Tagliamento e se ne valse per i suoi progetti. Si creò in qualche modo un rapporto di calcolata reciprocità. Ezzelino divenne per Federico II il grande portinaio delle Alpi orientali che gli garantiva uno stato, per così dire, di cerniera fra l'Italia e la Germania. Fu una portante colonna del suo esercito che lo aiutò nelle principali e più ardue difficoltà e fu anche in qualche modo il vigile guardiano di questo infido mondo comunale dell'Italia del Nord. D'altro canto, lo stesso Ezzelino, che ebbe una delega nel governo delle regioni venete, ebbe in qualche modo una sorta di legittimazione di investitura di questo suo potere di fatto. Ezzelino, nel realizzare il sogno del suo grande stato, ebbe l'opposizione permanente di Venezia, danneggiata nei suoi traffici di terraferma dalla formazione di una compatta potenza politica alle sue spalle. Fu fortemente contrastato dal papato, che vedeva nel successo del progetto di Ezzelino l'affermazione definitiva della supremazia imperiale in Europa. Senza dire che lo stesso Ezzelino finì per subire, in qualità di eretico, la scomunica pontificia. Ma nel fronte degli oppositori di Ezzelino non vanno dimenticati i numerosi esuli, soprattutto quei marchesi d'Este che, pressoché estromessi dal Veneto, dal 1240 si erano rifatti impadronendosi di Ferrara.